Nel pomeriggio a Montegrotto, inaugurata la Kermesse Vivi un Natale di emozioni, che da oggi fino al 7 gennaio accompagnerà i sanpietrini durante le festività. Quest'anno tra le novità c'è l'albero di Natale, un abete di 8 metri situato in piazza Carmignato. Al suo fianco è stata allestita la casa di Babbo Natale, dove i più piccoli si potranno divertire insieme a Santa Claus e i suoi elfi. Un secondo abete di 5 metri è situato in piazza Perlasca ed è stato allestito dai volontari dell'Avis. Nei weekend presenti in zona pedonale anche i mercatini natalizi, con una particolare predilezione per i prodotti culinari italiani. L'aria di Natale però non sembra piacere proprio a tutti. I gnoti hanno infatti tranciato e rubato i cavi delle luminarie, rendendo necessario l'intervento dei tecnici per poter ripristinare le lucette. Swisher Channel News, Luke Wellness, Montegrotto Terme.